Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Tanti calabresi che ieri in piazza San Pietro hanno assistito alla canonizzazione di Sant'Angelo d'Acri, intanto nella città della Sila, al via i festeggiamenti. Ad honorem Sancte et individue Trinitatis, Beatus Andream de Soveral et Angelum Abacrio, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo ascribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devocione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Il santo è un uomo umile che vive l'esperienza della propria fragilità. Il santo è l'uomo della speranza. Egli più di ogni cosa prega perché Cristo venga. Tesse continuamente la strada fra Cristo e l'uomo e, come ha detto Papa Benedetto XVI alcuni anni fa, la santità è accettare di essere amati da Dio. È iniziata ieri in piazza San Pietro a Roma una vera e propria settimana di festa per Acri, ma anche per l'intera Calabria. La proclamazione del beato Angelo d'Acri tra i nuovi santi inorgoglisce la nostra regione. Papa Francesco ha innalzato agli altari il beato nato ad Acri sotto il nome di Luca Antonio Falcone il 19 ottobre del 1669. Ed ora è assieme agli altri santi calabresi. Alla cerimonia davanti la Basilica Papale in una giornata calda autunnale erano presenti tantissimi fedeli provenienti da ogni parte della regione, ma non solo, anche autorità civili e politiche del territorio. Il miracolo che ne ha permesso la canonizzazione risale al 2010, quando un ragazzo, che allora aveva 17 anni, dopo un incidente si è schiantato contro un palo della luce ed è entrato in coma, per poi risvegliarsi in maniera repentina dopo che tutta la comunità che lo vegliava aveva portato accanto al suo letto di ospedale una reliquia del beato. Svolse il suo ministero soprattutto nell'ambito della predicazione. Predicò quaresimali, esercizi spirituali e missioni popolari in quasi tutta l'Italia meridionale e specialmente nella sua regione di origine, al punto da essere chiamato dai contemporanei l'Apostolo delle Calabrie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!